Questione profughi, caso Eraclea fa scuola. Per non ripetere gli errori ed uscire dal pantano di un'accoglienza che ha tutto tranne che del diffuso, come sperato e auspicato, il Partito Democratico, proprio da Eraclea, con sindaci, consiglieri regionali e onorevoli, mette sul tavolo la propria proposta mozione. La ricetta democratica che sarà presentata e discussa martedì in Consiglio regionale chiede un chiaro e preciso impegno con tiratina d'orecchie a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. La campagna elettorale è finita, adesso bisogna governare il Veneto, bisogna governare le città. Per questo il nostro è un appello al governatore perché dia una mano per affrontare questa questione. Prima del Consiglio regionale i capigruppo incontreranno per un punto della situazione anche il prefetto di Venezia Domenico Cuttaia, una ricetta quella che presenteranno i democratici che mira a voler governare il fenomeno. Chiediamo che venga avviata immediatamente quella che era la cabina di regia prevista tra regione, comuni e prefettura, e questo proprio per non solo comunque tener fede a quello che era l'accordo del 10 luglio 2014, ma perché questo fenomeno comunque venga governato e non si vada incontro a quello che è accaduto qui ad Eraclea come a Quinto. Nella mozione si chiede il rispetto del diktat o un migrante ogni 1000 abitanti, frutto dell'accordo Stato-Regione del luglio 2014, la realizzazione di hub provinciali, l'attivazione di protocolli che consentono ai migranti di fare piccoli lavori socialmente utili, l'attivazione della protezione civile della Croce Rossa. I numeri parlano chiaro, spiega l'onorevole Sara Moretto, membro della Commissione d'inchiesta immigrazione. Da gennaio al 28 luglio di quest'anno in Italia sono sbarcati 91.574 profughi, il 4% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il Veneto attualmente ne conta solo 5.654, il 6% di tutti quelli arrivati. Ad Eraclea intanto il numero dei profughi al residence della Discordia Mimosa è sceso dagli oltre 270 e si è passati a 160, ma dal primo cittadino Giorgio Talon parte un'unica chiara richiesta. Chiedere azioni concrete da parte di tutte le istituzioni, cosa che ancora a Eraclea non abbiamo visto, tranne il prefetto che sta cercando di portare via i migranti da Eraclea, ma deve trovare altri immobili dove portarli. Da parte nostra stiamo costruendo un progetto per dare l'accoglienza che ci spetta sulla base della quota che spetta ad ogni comune.